Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli. Disoccupati e senza reddito di cittadinanza, la rabbia e la disperazione a Palermo di chi ha perso il sussidio dopo la protesta, l'incontro e la richiesta di un lavoro all'assessore ai servizi sociali. L'emergenza all'aeroporto di Catania provoca ancora disagi a passeggeri e turisti e non risparmia nemmeno gli artisti, cancellati eventi e concerti. Caro vita e disdette compromettono il turismo in Sicilia. Secondo dati Istat, una famiglia su 3 non va in vacanza per problemi economici, calo di presenze a Taormina e alle Eolie per il caos voli. Brucia ancora la spazzatura per le strade di Palermo, droni si alzano in volo a caccia di piromani, restano i timori per la salute dopo il rogo di Bellolampo. Battito infinito tour a Taormina, Eros Ramazzotti duetta con la figlia Aurora ed emoziona il pubblico. Tra gli spettatori 2 fratelli della giovane fanno il karaoke. Calcio, il Catania ha ufficializzato l'ingresso in dirigenza di Francesco Lodi, lo storico capitano rossazzurro da poco aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Bentrovati a Sicilia 24. Hanno manifestato per ore i percettori di reddito di cittadinanza a Palermo dopo aver incontrato l'assessore comunale alle attività sociali. Chiedono ancora una volta garanzie e un lavoro per andare avanti. La Regione per gli ex percettori ha intanto anche aperto uno sportello informativo. Marco Gullà. Dopo ore di manifestazione sono stati ricevuti dall'assessore comunale di Palermo alle attività sociali Rosi Pennino. Per loro, gli ormai ex percettori di reddito di cittadinanza che questa mattina hanno manifestato a Palermo davanti all'ufficio dei servizi sociali, è stato anche attivato dalla Regione uno sportello informativo attivo da lunedì prossimo al Centro per l'Impiego in via Praga. Il governo ha passato la patata bollente ai servizi sociali dicendo, appunto, mandando questo messaggio dicendo che vi sospende il reddito di cittadinanza a meno che non venite presi in carico dai servizi sociali, quindi di fatto ha passato proprio la patata bollente, dando tutta la responsabilità ai comuni e quindi ai servizi sociali. Rabbia, disperazione e scoramento. I percettori che hanno ricevuto l'SMS di stop al sussidio non sanno cosa dovranno fare da settembre in poi. Questo scrive l'Inps, con tanti saluti. Questo è il messaggio che manda l'Inps. E loro si sono aumentati 1.200 euro di stipendio perché non possono campare, poverini. È il governo dei ladroni, perché loro sono stati tutti ladri, tutti denunziati, però che cosa fanno? Vanno contro la povera gente, contro chi non si può difendere perché non ha gli armamenti giusti per potersi difendere. Io penso che questo Stato non ha il diritto di stare a fare legge, perché uno Stato che affama 170.000 famiglie non è uno Stato che garantisce i propri cittadini. Io da agosto prenderò l'ultima mensilità di agosto, dal mese successivo non so quello che devo fare, sicuramente sarò sportato dal mio padrone di casa. Noi da qua, da oggi, non ci muoviamo finché l'assessore Pennino non gli darà una garanzia per tutti i percettori del reddito di cittadinanza che ci prenda tutti in carico per prolungare fino al reddito di cittadinanza fino a dicembre del 2023. I manifestanti accusano il governo di spingere gli imprenditori ad aumentare il lavoro in nero. È stato mandato un SMS di morte da questa gente, perché quell'SMS è chiaro, adesso non so come aiutarti, vattene per la strada. E poi si aumentano i vitalizi, attivano i vitalizi e questa gente è costretta adesso di perdere la casa, di morire di fame e non poter fare la spesa. Quello che sta facendo il governo Meloni è proprio una guerra ai poveri ed è una bomba orologeria. Questa gente oggi scende accanita, ma domani sarà ancora peggio. Infatti noi questa non è più manifestazione, ma noi l'abbiamo nominata rivoluzione, perché adesso i siciliani non cercheranno più di manifestare, hanno bisogno di una dignità e continueranno a difendere la propria dignità. L'Anci Sicilia, durante l'incontro svoltosi questa mattina con l'assessore regionale al lavoro Nuccia Albano, ha ribadito la necessità di definire una misura di accompagnamento dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza. L'emergenza all'aeroporto di Catania continua a provocare enormi disagi a passeggeri e turisti in visita in Sicilia, ma ha pure stravolto i cartelloni estivi con la cancellazione di tanti eventi in programma. Anche gli artisti non sono risparmiati dal caos voli. Lorena Dolci. Su di noi nemmeno una nuvola su.
Prova a sdrammatizzare la situazione il cantante Pupo, che atteso ad Augusta per un concerto ha raccontato con ironia la sua disavventura. Bloccato in pista per mezz'ora avrebbe voluto intonare le note della sua canzone per intrattenere gli altri passeggeri, ma il clima non era dei più adatti. Qui c'è il caos, ha scritto, una cosa mai vista. Ron ha invece dovuto annullare il suo concerto. La cancellazione continua di voli, ha spiegato il cantante, ha reso difficile l'arrivo di un folto gruppo di musicisti. Decine di eventi in programma sono stati annullati, stravolgendo i cartelloni estivi per l'assoluta incertezza dei voli. Incertezza e caos invece che tanti turisti sono costretti ad affrontare da giorni. Una mezz'ora fa mi hanno dirottato, devo andare a Trapani. Io devo andare a Trapani con l'autobus, ci vogliono 4 ore per andare a Trapani. L'aereo è alle 11:45. Ho detto tutto. Devo prendere una coincidenza per gli Stati Uniti, ma nessuno mi sa dire se ce la farò. Questa è la fotografia della mattina, nonostante le rassicurazioni del presidente della regione Schifani, secondo cui si sta tornando alla normalità. In visita ieri allo scalo catanese, Schifani ha difeso dalle critiche, piovute da esponenti della sua stessa maggioranza, i vertici di ENAC e SAC per la gestione dell'emergenza. Con l'apertura del piccolo terminal si viaggia adesso al ritmo di 14 voli l'ora, ancora ben lontani dalla media del periodo. Ogni giorno la SAC sforna l'elenco dei voli cancellati o dirottati, che getta nella rabbia e nella disperazione i viaggiatori informati a poche ore dalla partenza. Il Terminal A, teatro del rogo del 16 luglio scorso, è pronto, spiega l'amministratore della SAC Nico Torrisi. Aspettiamo solo le autorizzazioni degli enti competenti per poter riaprire la struttura, ma giorni e giorni di danni e disagi non si cancellano con un colpo di spugna. E il governo intanto prepara un decreto per i ristori da 10 milioni di euro destinato proprio ai viaggiatori e agli operatori turistici danneggiati dall'incendio all'aeroporto. Stagione turistica compromessa in Sicilia. La conferma arriva dalla pioggia di disdette, pesanti ricadute a Taormina con un meno 20% di presenze e alle Eolie. Francesco Triolo. Una stagione che nelle previsioni si preannunciava da tutta esaurita, invece in Sicilia così non è oggi, soprattutto a causa dell'incendio dall'aeroporto di Fontanarossa. La regione ha avviato una sorta di screening attraverso Federalberghi per capire quale sia la portata delle disdette arrivate dopo il 17 luglio. Il calo nell'isola è di circa il 30%, ma a pagare un dazio altissimo è soprattutto Taormina, perché se alle Eolie ad esempio le rinunce sono state del 10% rispetto alle prenotazioni iniziali, nella Perla ci sono casi limite. Un hotel 5 stelle lusso di Taormina ha registrato disdette per 125.000 euro il primo giorno di disagi e per oltre 1 milione di euro sinora. Chi può permettersi un soggiorno a 2.000 euro a notte pretende servizi e non certo di atterrare a 4 ore di distanza, ed infatti a rinunciare sono soprattutto gli stranieri che si vedono cancellare i voti e riprodetti magari su Trapani. A Taormina sino al 17 luglio il tasso di occupazione delle camere degli alberghi era al 98%, adesso è sceso all'80% tra mancati arrivi e cancellazioni, prenotazioni per i voli modificate o spostate poche ore prima, che stanno mettendo in difficoltà tutte le strutture. Il lavoro per la nostra reception è enorme, perché non fanno altro che stare lì al telefono, rispondere a delle email, cercare di accontentare i clienti, perché in qualche modo noi siamo il loro punto di riferimento, probabilmente molto più che un call center di una compagnia aerea, perché da noi rispondono degli esseri umani che lavorano nella struttura, che conoscono le problematiche, la prenotazione, sanno subito di chi stiamo parlando e quindi cercano di aiutare il cliente con la massima empatia. Ma gli albergatori segnalano anche come il danno economico sia invece maggiore, perché saltano anche i servizi accessori come le escursioni e il mancato introito si attesta intorno al 30-40%, ma la preoccupazione anche e soprattutto per il danno di immagine a lungo termine. Le immagini dei disagi all'aeroporto di Catania, le lunghe code, le difficoltà nei collegamenti rischiano di scoraggiare chi vuole trascorrere un periodo di vacanze in Sicilia, e nemmeno i siciliani viaggiano, ma per una questione economica. Una famiglia su 3 non può permettersi una vacanza e anche i prezzi per una gita nell'isola sono esorbitanti, con tariffe per notte mediamente che si aggirano tra i 140 e i 200 euro. Secondo Confcommercio sono 16 milioni gli italiani in vacanza, ma l'Istat stima che in Sicilia una famiglia su 3 resterà a casa, più di 720.000 persone su un totale di 2 milioni. Sentiamo il commento di Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia. Purtroppo vi è una Sicilia a 2 velocità.
quelli che potranno andare in vacanza e quelli che non potranno permetterselo perché non hanno le risorse economiche necessarie. E questa è la realtà. Nel momento in cui pensiamo a tutelare i diritti di chi parte in vacanza, non possiamo certamente dimenticare quelli che resteranno a casa. Da questo punto di vista noi come associazione dei consumatori non possiamo che batterci perché tante somme vengono risparmiate. Ci riferiamo ad esempio alle bollette di luce, acqua, gas, eccetera, esose in questi mesi, e comunque a tutte quelle spese che salassano i consumatori e che adesso alla fine dei conti impediscono il meritato riposo a chi avrebbe anche diritto a farlo. Cumuli di spazzatura continuano a bruciare a Palermo, dove si cercano i piromani con i droni. Resta ancora alta l'allarme per il rogo di Bellolampo, per le conseguenze ambientali e per la salute dei cittadini. Ancora oscure le cause dell'incendio. Simona Mazzone. Il disastro di Bellolampo ha avuto una serie di ripercussioni non solo sui rischi per la salute pubblica, ma anche sul fronte dell'emergenza rifiuti, tanto che la raccolta bloccata in questi ultimi giorni ha provocato numerose discariche a cielo aperto a Palermo, un'allettante condizione per i piromani che hanno dato fuoco anche questa notte ai cumuli di spazzatura. E il rogo sull'impianto non è certo un capitolo chiuso, mentre l'allarme per la salute è ancora vivo, emergono dubbi sull'origine dell'incendio. Autocombustione derivata da un effetto lente di alcuni cocci di vetro o la mano della malavita per una serie di interessi mafiosi? La certezza è l'allarme diossina che si è diffuso e che mette a rischio l'incolumità degli abitanti. Perché si parla di bomba ecologica? Bellolampo è una discarica molto grande, chiaramente come si è visto in questi giorni può anche essere soggetta agli incendi, quindi produrre evidentemente dei gas che non sono assolutamente trattati e quindi vanno in atmosfera e hanno inquinanti che si possono depositare sulle colture, sul suolo, sulle fonti idriche e quindi ritornare come inquinanti anche alla popolazione. Può produrre anche del percolato che se non gestito per tutta la durata della discarica evidentemente può andare a inquinare le falde. L'ARPA ha rilevato i valori della diossina nell'aria, ma non basta perché i gas nocivi si depositano sul terreno, causando un allarme nel tempo. La via di trasmissione della diossina avviene attraverso sostanzialmente gli alimenti e l'acqua. Avviene la ricaduta, avviene nei terreni c'è una intrusione della diossina nei terreni, una crescita della vegetazione ed un trasferimento nell'alimentazione. Il contesto è anche territoriale perché, dice Cottone, non riguarda solo Palermo ma anche altri comuni limitrofi. Poi c'è la questione salute. La diossina è un distruttore endocrino, appartiene alla cosiddetta sporcadozzina, di cui per le persone il più noto è il DDT, che cammina con altre logiche, con altre vie e con altri effetti. Le indagini ambientali intanto proseguono e nuovi rilevamenti si attendono da parte dell'ARPA. E adesso vi mostriamo le immagini fornite dai carabinieri della sparatoria con 2 feriti avvenuta il 31 luglio in pieno centro a Catania in via Santa Maria della Catena. Come si può vedere dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, la lite è iniziata all'interno di un bar ed è continuata per strada dove 2 persone si sono confrontate pistole in pugno. Si tratta di Giovanni Gurreri e Filippo Antonio Saitta di 22 e 26 anni legati da vincoli di parentela ed entrambi esponenti di diversi clan mafiosi per i quali è stato convalidato il fermo. Dietro l'agguato ci sarebbe un debito non pagato a Saitta nei confronti di Gurrieri che qualche mese prima, il 3 gennaio, era stato picchiato e gambizzato in viale Medaglie d'Oro. Dettaglio preoccupante verso alle indagini è che sparando ad altezza uomo Gurreri non avrebbe colpito il rivale ma altre 2 persone risultate completamente estranee alla lite. La pistola è stata poi ritrovata poco dopo in via Idria. Ed è in gravi condizioni la donna di 49 anni investita ieri dal tram in via Notar Bartolo a Palermo. Pare che indossasse le cuffie e non abbia sentito l'arrivo del tram. Trasportata in codice rosso all'ospedale, ha riportato un consistente ematoma cerebrale. Lampedusa continua a contare sbarchi mentre l'hotspot si riempie a dismisura e il mare porta ancora tragedie. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto e una donna incinta al 9° mese ha perso il figlio. Simona Mazzone.
Ancora una tragedia del mare legata ai viaggi della speranza nel canale di Sicilia. Protagonista e vittima di questo ennesimo episodio, un bambino di 1 anno e mezzo che è morto. Si trovava su un barchino di 7 metri partito da Sfax in Tunisia. Il suo corpicino è stato abbandonato in mare insieme a quello di un 20enne della Costa d'Avorio. A raccontarlo ai finanzieri sono stati alcuni testimoni tra i 39 migranti soccorsi e trasferiti a Lampedusa. Sull'isola poi una giovane nigeriana al 9° mese di gravidanza ha perso il bimbo che aveva in grembo subito dopo lo sbarco avvenuto ieri sera al Molo Favarolo. Al momento sono 2.200 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa a fronte dei 400 posti disponibili. Anche questa è stata una notte di sbarchi dove, dopo il soccorso di 20 barchini, sono approdati circa 800 migranti, tra cui donne e minori. Ad agganciare le carrette le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, ma anche i natanti di Open Arms e della ONG Astral che hanno soccorso diversi gruppi di migranti. Sull'isola in 24 ore ci sono stati 38 sbarchi con un totale di 1.377 persone e attualmente sono oltre 2.200 i migranti ospiti dell'hotspot, anche se alcune centinaia sono state trasferite a Porto Empedocle. Adesso una breve pausa, tra poco. Ed eccoci alla pagina dedicata allo spettacolo. In 5.000 si sono recati al Teatro Antico di Taormina per assistere al concerto di Eros Ramazzotti. Il cantante romano è stato un autentico showman. Francesco Triolo. Uno di quei sogni che uno fa, come questo che non riesco a togliere dal cuore, da quando c'è. Forse anche questo resterà. Il duetto con la figlia Aurora è stato forse il momento più emozionante delle 2 ore in cui ha incantato i 5.000 spettatori del Teatro Antico. Eros Ramazzotti fa il pieno a Taormina, che ospiterà il cantante romano ancora per 2 serate. Grandi emozioni per il suo battido infinito tour che ha fatto registrare 65 pienoni sinora. Ramazzotti gioca con le sue canzoni, combinano stile, miscela melodie e sonorità. Forse così non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Il suo è uno show più che un concerto, i grandi successi e quelli dell'ultimo album che risale ormai al 2018, duetti con Colapesce Di Martino, Paolo Antonaci e Bungaro. C'è la sua musica, la sua carriera, le canzoni di sempre, da Stella Gemella, Se bastasse una canzone, Terra Promessa, Cosa è la vita, Più bella cosa, è un omaggio a Pino Daniele, 35 anni di carriera, da dominatore della scena. Adesso ancora una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Il Catania ha ufficializzato l'ingresso di Francesco Lodi in dirigenza. Lo storico ex giocatore ha annunciato da poco il suo ritiro dal calcio giocato. Marco Carli. La giornata dell'arrivo a Catania del nuovo portiere Livieri alla prima seduta col gruppo rossazzurro diventa inevitabilmente la giornata di Ciccio Lodi. Lui, bandiera rossazzurra, entra nella dirigenza del Catania, lo annuncia il vicepresidente Grella. Io penso come simbolo di rappresentanza una figura riconosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo. Per quello sono molto orgoglioso oggi di annunciare che Francesco Lodi diventerà uno dei nostri in un modo ufficiale. Poi le parole di Lodi, prima con un messaggio in cui si legge o Catania o nient'altro, poi di presenza durante la conferenza stampa. Mi devo ancora abituare, però ogni giorno che passa questo ruolo lo percepisco sempre di più. Ormai ho pensato insieme alla mia famiglia, abbiamo deciso, facendo una lunga riflessione, che dopo quest'anno qui a Catania, dove abbiamo riportato il Catania nel calcio che conta, era giunto il momento di provare
un'altra esperienza, no? Sarà un ruolo, quello di Lodi, che coinvolgerà inizialmente il progetto brand, affiliazioni e settore giovanile. È giusto chiuderla qui con indosso la maglia del Catania e iniziare un percorso nuovo grazie alla società che mi dà questa opportunità, al Presidente Berlini, al Vicepresidente Grella. Quindi mi auguro di mettere a disposizione tutte le mie disponibilità che ho nelle conoscenze. Si è concluso con il risultato di 0-3 la partita amichevole tra Trento e Palermo. A segno nel primo tempo Ceccaroni, Vasic e Brunori. I rosanero riprenderanno la preparazione lunedì 7 a Veronello in vista dell'incontro in Coppa Italia in casa del Cagliari. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.